Indaga per lesioni aggravate la Procura della Repubblica di Treviso dopo il pestaggio di 3 giovani macedoni di 18, 19 e 24 anni ieri pomeriggio in piazza Cima a Conegliano, scatenato a quanto emerso finora dalla rivalità per una ragazza. 7 gli assalitori, anche loro di origini macedoni, alcuni dei quali minorenni. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma anche i video circolati nei social poco dopo l'azione fulminea che si è consumata in piazza di fronte agli occhi spaventati di decine di persone. È un fatto di una gravità inaudita e assoluta per una città come Conegliano, un evento assolutamente imprevedibile. Sembrerebbe infatti che assuma i contorni di una spedizione punitiva. Per tranquillizzare i cittadini ovviamente verranno disposti e intensificati i controlli di sorveglianza del territorio, di vigilanza. Noi faremo un comitato mercoledì, quindi ne sapremo di più, da parte ovviamente per quello che è possibile, fermo restando le esigenze di riservatezza e eventualmente delle indagini in corso. Si cerca di capire come sia potuto succedere e quindi anche eventualmente prevedere delle azioni anche che possano finalizzate a prevenire fatti di questo genere. Non siamo abituati evidentemente in questo territorio a quelle scene, a quei fatti. Non è la prima volta che a Conegliano accadono scontri violenti tra gruppi di giovani o aggressioni con conseguenze gravissime. Nel luglio scorso un 23enne senegalese era stato arrestato per tentato omicidio dopo essersi accanito contro un 20enne albanese nella zona tra via 21 Aprile e piazza Aldomoro. Conegliano, che poi insomma è il secondo comune della provincia, sicuramente presenta tutte quelle sono le criticità di un centro urbano di una certa grandezza. C'è anche una concentrazione, questi sono anche cittadini, diciamo così, stranieri, ma nel senso che probabilmente si tratta anche di bande di persone che non sono completamente integrate. Quindi è un territorio presidiato, il che purtroppo, ecco, anche la repentinità e anche il luogo assolutamente all'aperto, in un pomeriggio tranquillo, insomma, ecco, purtroppo nulla faceva presagire un fatto di questo genere.